Siamo all'interno della sala stampa dedicata al collega Salvatore D'Oro della Castrum Favara con il mister Pietro Infantino, appena terminato l'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani. Un'altra trasferta, un altro semi-derby, anche se andiamo in terra di Caltanissetta. Che partita sarà, mister? Sarà una partita difficile, un ambiente che io conosco, sono molto affezionato, un ambiente che ho vissuto un'annata speciale, con persone speciali. Credo che è un ambiente sano, un ambiente che dell'amicizia ne fanno uno slogan. Credo che uno scontro diretto, uno scontro salvezza, troveremo una squadra affamata di punti. Conosco l'ambiente e credo che lo stadio, il pubblico è sempre un'arma importante per loro, però anche loro sanno che le squadre di Infantino non regalano niente a nessuno, abbiamo fame di punti, dobbiamo mantenere questo entusiasmo, dobbiamo continuare a fare punti e dobbiamo continuare a fare queste prestazioni. Lo sa cosa dicono in giro? Che adesso la squadra da battere è il Favara. Ma noi fa piacere che stiamo attraversando questo momento, però ci siamo promessi che questo momento lo vogliamo far allungare ancora. Ci piace questa atmosfera e per tenersi questa atmosfera c'è da lavorare, c'è da correre, c'è da lottare e non si può mollare di un centimetro. Oggi l'ultimo allenamento di rifinitura, dicevamo, per preparare la squadra di domani. Lei ha sempre detto che non guarda negli assenti ma soltanto chi è pronto a scendere in campo. Sono tutti pronti praticamente? Sì, sicuramente siamo contenti che stiamo recuperando quasi tutti, solo Russotto ha un problemino al piede, però lo stiamo valutando con lo staff medico, però credo che non ci siamo lamentati quando eravamo contati e neanche oggi ci esaltiamo, siamo solamente contenti che i ragazzi hanno recuperato dall'infortunio. Sono contento per Mirabelli, sono contento per i ragazzi che erano fuori e abbiamo armi in più per affrontare questo campionato difficilissimo. Ma sicuramente insomma un po' di soddisfazione non solo nell'ambiente tecnico ma anche in quello societario di questa scia di 6 risultati utili consecutivi, insomma vuol dire che qualcosa di concreto c'è. Sì, sicuramente è un periodo molto positivo e l'ho detto prima e lo ripeto, per mantenerlo più lungo possibile c'è da lavorare, c'è da non mollare mai di un centimetro perché ci sono ostacoli ancora duri da superare, il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tantissime partite da affrontare, io conosco questo girone, conosco questo campionato, è facile esaltarsi, è facile vivere questo momento e questo momento c'è il rischio che ti porta anche rilassatezza e la rilassatezza ti porta ad avere prestazioni negative e noi questo non ce lo possiamo permettere. Sappiamo che è un avversario difficilissimo e faremo di tutto per superarlo con la nostra mentalità, con il nostro modo di fare. Pronti per un altro incontro, pronti per un'altra trasferta e speriamo pronti per un'altra bella partita. Certo, assolutamente. Noi abbiamo preparato la partita in settimana, sappiamo quello che dobbiamo fare e abbiamo voglia di far bene, di continuare questa striscia positiva di risultati. Quindi andremo a San Cataldo per vincere e cercare appunto di continuare sulla strada che stiamo intraprendendo. E tu con che spirito ci vai, considerato che sei anche un ex? Ovviamente per me San Cataldo è un posto speciale che mi ha colto in un periodo difficile calcisticamente. Quindi ovviamente per me tornare lì è una bella emozione, però ovviamente ora come ora io penso solo al bene della Castrum Favara e quindi andrò a San Cataldo sì con lo spirito magari felice di rientrare in quello stadio, ma con la consapevolezza di dover andare lì per macinare punti. Ma fuori dallo stadio, fuori dallo spogliatoio, mentre siete così insomma a parlare tu con i tuoi amici, che cosa dite di questo Castrum Favara e di questa posizione? Ma noi parliamo e non parliamo, cerchiamo di lasciar parlare i fatti, quindi semplicemente noi siamo un bel gruppo, quindi fuori dallo spogliatoio ridiamo, scherziamo, ci piace stare insieme
cerchiamo quando appunto scendiamo in campo di dare tutto noi stessi e di cercare di portare questo entusiasmo che abbiamo anche fuori dal campo, dentro il campo. Allenamento di rifinitura per domani per andare a San Cataldo. Alex, con che spirito? Sicuramente quello che ci ha contraddistinto finora in queste prime 10 partite, con lo spirito di andare a fare una guerra nel senso buono calcistico, di fare in modo che l'avversario per batterci dovrà vendere cara la pelle. Tu poi sei un ex, quindi forse arrivi con uno spirito diverso. Sinceramente sì, fa piacere tornare a San Cataldo, sicuramente lo spirito sarà quello che però, come ho già detto, abbiamo avuto in queste partite, avremo nelle prossime, ovvero quello di scendere in campo per vincere e per fare bene. Sono convinto che voi vi siete elevati molto, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico, con questi bei risultati. Evidentemente il lavoro di mister Infantino e di tutta la sua equipe è stato ottimo. Sicuramente, siamo arrivati fino a questo punto, un motivo ci sarà. Ancora è vero che abbiamo tanto, anzi tantissimo da fare, però sicuramente il loro lavoro si sta vedendo, sia dal punto di vista fisico, tecnico e tattico.